Tele Independencia quest'oggi si trova nel territorio di Santo Lussurgiu, a pochi chilometri dalle antiche e famose fonti di Sete Fuentes e dunque non distante dalla chiesa di San Leonardo. Su una cima rocciosa, quasi a far da guardia alla poco distante strada che unisce Macomer con il centro del Montiferru, famoso anche per la manifestazione carascialesca de Sagarella e Nanti, troviamo il nuraghe Eligheonna. Tale nuraghe, detto anche crasta, è di ridotte dimensioni, ma è di tipo complesso. Presenta infatti una torre centrale, i resti di due torri laterali e residui di cinte murarie. Il piano terra della torre è in buono stato di conservazione, ma l'ostruzione della scala non consente l'accesso diretto al piano superiore. Nel piazzale antistante a nuraghe si estende una pavimentazione rocciosa di origine naturale. Il nuraghe, il piazzale e l'ambiente circostante sono dotati di una tale complicità architettonica che tutto sembra generato dalle sole forze naturali.